Notte di paura ad Annone Veneto, dove 4 auto sono state distrutte dalle fiamme in un incendio divampato in un'area di sosta. Il rogo si è sviluppato nel cuore della notte, svegliando i residenti della zona e i tanti automobilisti in transito che hanno dato l'allarme vedendo i veicoli avvolti dal fuoco, considerato che proprio a ridosso si trova anche un distributore di carburante. Subito allertato anche il primo cittadino di Annone. Il primo pensiero va sicuramente ai possessori delle auto, che comunque insomma son persone che usano l'auto per lavoro, per impegni familiari e quindi si trovano sicuramente adesso ad avere un problema in più da risolvere. E poi insomma certo non fa piacere che succedano questi episodi, soprattutto nel paese dove appunto si sta amministrando. I proprietari delle auto andate letteralmente distrutte sono due residenti di Annone Veneto e due cittadini di origine rumena di etnia Rom. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco di Motta, Portogruaro e San Vito che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area, evitando che le fiamme potessero propagarsi ad altri mezzi. Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri. I militari stanno verificando la presenza di eventuali tracce di accelerante sui veicoli e sull'asfalto per capire se si sia trattato di un incendio doloso. Un elemento che gli investigatori stanno valutando con attenzione è quanto accaduto poco prima del rogo, nei pressi del municipio. Sarebbe infatti scoppiata una violenta rissa tra più persone. Gli inquirenti stanno cercando di capire se tra i due episodi possa esserci un collegamento e se le auto possano essere state date intenzionalmente alle fiamme come possibile ritorsione. Comunque anche nel municipio nella piazza ci sono delle telecamere per cui se le forze dell'ordine dovessero aver necessità, tramite gli uffici c'è la possibilità di accedere anche a questi video. Al momento nessuna pista viene esclusa mentre proseguono gli accertamenti.